Fonni è un respiro che si apre come una gemma incastonata sulla montagna. Grazia Deledda, nel suo romanzo Cenere, pubblicato nel 1903, fissa l'immagine di questo paese della Barbagia quale avvoltoio in riposo, adagiato sulle falde del Gennargentu. La comunità di Fonni conserva con tanto orgoglio i percorsi della storia, della tradizione e della cultura che sono stati ereditati. Quando si parla di questa comunità, si parla di questo centro della Barbagia, ovviamente non bisogna dimenticare anche le feste, San Giovanni e poi la festa in onore della Madonna dei Martiri. Bellissima la basilica, eretta nel 1600, un esempio di fascino e di bellezza che riporta ai colori di questa comunità. Era il 1972 quando a Fonni nasceva il gruppo folk della Proloco. Quel percorso oggi viene portato avanti da giovani di talento che con tanta determinazione stanno costruendo un serio progetto di valorizzazione delle tradizioni popolari di Fonni. Noi siamo loro ospiti, Associazione Culturale Brazallos. Questo che vediamo adesso è il costume femminile su Vardellino. È formato da la camicia sempre bianca, ornata da sirigione, su punto e trau, su filet. La gonna in panno, bordata con della seta che poteva essere sia ricamata, sia pitturata, oppure con del velluto. Su cippone, che riportava sempre gli stessi ricami della gonna, sas palieddas, su saucciu, su mucadore che poteva essere sia in tibè ricamato oppure in seta. Venne introdotta a Fonni agli inizi del Novecento da alcune famiglie a cui per titolo ricevuto si dava del vostè o del sussisse, cioè su vestire del sennora. Questo che vediamo adesso è su Brazallo. Su Brazallo il costume è tipicamente autoctono fonnese. Ricordo che il costume di Fonni era prevalentemente d'orbace e le fonnesi erano riconosciute come delle abilissime filatrici di lana, non solo per il loro fabbisogno personale, ma veniva anche venduto per quanto riguarda il sostentamento della famiglia. Brazallos. Spiegami narrare la paragola Brazallos. Brazallos este s'allega in amos in fonne per mutire su stummene, sia de femmina e de fommine. Sospezzo de stummene tenen un lumene diverso cada pezzo. Però in generale lo mutimmo sbrazzallo su stummene. Come mai hai deciso di luppare lumene? Proprio per amore della particolarità del lumene. Questo lumene lo usiamo bien in fonne.
Per noi Seste significa da tradizione, significa cultura sul termine Brazallos. E poi un'altra cosa, di domandare a differenza delle arbiddas che tenies a Furrio, e che differenza veste tra onne e proprio arbiddas a livello de ballos? Los ballos sia immo sono differentes e tutto spazio sia immo. Cada ballo, sos batto ballo nostro sia immo non si imbiggiano mancuno a nessuno ballo de tas biddas accanto. Semmo due femmine e un uomo, ballamo due femmine e un uomo. Anticamente sa femmina veniva da un pangiata, non veniva dalla tata sola a ballare in una teromine, ma veniva da un pangiata da una vicina d'uomo o da una parente. Il nostro viaggio alla scoperta delle tradizioni popolari di Sardegna per questa puntata finisce qui. Un viaggio che ci ha dato la possibilità di vivere Sadie Evrores, la festa di San Giovanni, tanti elementi magici che ci hanno riportato indietro nel tempo e che hanno visto protagonisti momenti di fede e di tradizione, che hanno regalato tante emozioni. E in fondo noi amiamo vivere di emozioni. Grazie di cuore agli amici dell'Associazione Culturale Brazallos che ci hanno accolto a braccia aperte. Ci vediamo alla prossima puntata.